Va ora in onda Filo Diretto. Va ora in onda Lega Liguria con Fabrizio Graffione. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi un bellissimo sole, veramente beati coloro che sono ancora in spiaggia nelle nostre bellissime riviere. Siamo intorno a 23-24 gradi, mare diciamo molto calmo. Alcuni ho visto ieri che facevano il bagno, beati loro mentre noi eravamo in ufficio a lavorare. Ma passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, che è il nostro capogruppo regionale Sara Foscolo. Ciao Sara, ci sei? Ciao Fabrizio, buongiorno a tutti. Allora, dove ti trovi in questo momento? A Pietra Ligure. Pietra Ligure è sempre bellissima. C'è sole. Allora, c'è qualcuno che fa ancora il bagno, io sono freddolosa quindi non ci provo, però c'è ancora qualcuno che si gode la spiaggia. Beati loro. Allora, cominciamo subito con le notizie di cronaca. Ieri sera, la scorsa notte, verso le 11, mezzanotte, così, il casello di Genova Ovest è stato bloccato dai manifestanti pro-PAL intorno per circa 50 minuti, un'oretta. Ci sono stati un raduno di protesta, una manifestazione di protesta. Sono stati incendiati dei vecchi copertoni vicino proprio all'ingresso del porto. Poi il gruppo di manifestanti, alcune centinaia, si sono radunati a San Benigno. Era una reazione già attesa dopo l'intervento dell'IDF, Israeli Defense Force, nei confronti della flottiglia. Ma quello che è grave è che Leonardo a Genova è stato escluso dal Festival della Scienza, un evento molto importante. La D di Leonardo, Roberto Cingolani, ha già spiegato più volte che dall'inizio del conflitto tra Israele e i terroristi di Hamas non venne più armi a Israele, però diciamo che una certa parte più estrema dei pro-PAL va avanti con le proteste contro Leonardo, un fatto veramente grave, perché qua a Genova bisogna tutelare innanzitutto il lavoro e poi non bisogna diffondere delle fake news come quelle che sono state diffuse soprattutto sui social network. Il caso è approdato anche in regione. E cos'è successo, Sara? No, a parte che, se mi permetti un commento, andare a manifestare con la scusa della pace e della fine della guerra per avere poi soltanto l'occasione di rompere vetrine, spaccare, attaccare i poliziotti, è un po' un controsenso. Quindi anche queste manifestazioni che si stanno creando, mi sembra che la pace sia solo il pretesto per andare in giro a fare del casino, perché purtroppo stiamo assistendo a delle scene surreali. Detto ciò, ovviamente la cosa è approdata anche in consiglio regionale. È stato un consiglio regionale abbastanza tranquillo martedì, tranne quando è stato presentato appunto questo ordine del giorno a prima firma del collega Vaccarezza, ma sottoscritto ovviamente da tutti noi del centrodestra, chiedendo un sostegno a Leonardo, perché il Festival della Scienza di Genova è un evento importante che promuove la cultura scientifica. Adesso, soltanto perché alcuni accademici, docenti accusano Leonardo di vendere armi a Israele quando Leonardo ha smentito, quindi noi abbiamo sottoscritto questo ordine del giorno in cui si chiedeva proprio di continuare a proseguire la collaborazione, la partnership avviata con Leonardo. E ovviamente la sinistra ha pensato bene di non sottoscriverlo, ovviamente, e di non votarlo. Non hanno neanche avuto il coraggio di votare contro, perché anche dopo l'intervento dell'assessore Ripamonti, che ha epurato quest'ordine del giorno, togliendo anche la questione palestinese, lasciando soltanto di proseguire la collaborazione con Leonardo, quindi di tutelare i lavoratori della Leonardo, loro hanno deciso di non votarla.
di non votarla e non hanno voluto sostenere i lavoratori di Leonardo, perché poi è facile scendere in piazza quando le aziende sono in crisi e i lavoratori rischiano di perdere il lavoro, ma certe volte bisognerebbe anche prevenire con delle aziende virtuose come Leonardo che portano lustro, portano lavoro alla nostra regione, a Genova, ma a tutta la regione. Ecco, senti, in Consiglio regionale c'è stata un po' questa presa di posizione del centro-sinistra, che tra l'altro non aveva nemmeno condannato i gravi fatti avvenuti a Palazzo Tursi, sede del comune di Genova, con la famosa frase di un consigliere del PD, vi abbiamo già presi per i piedi una volta, rivolta a un ex assessore e attuale consigliere di Fratelli d'Italia. Esatto, cioè il non prendere posizione contro certe esternazioni, contro certi atti violenti, secondo me è una cosa gravissima, perché il centrodestra non si è mai nascosto prendendo posizione anche contro persone di centrodestra che magari si sono macchiate di frasi inopportune, come è successo in questo caso. Poi quello che è successo anche all'Università di Genova con l'esposizione dei bersagli con la faccia del ministro Bernini, con la faccia del rettore Delfino, anche lì nessuno dalla sinistra ha preso delle posizioni. Qualcuno ha detto che era inopportuno. Sono cose gravi, non sono cose inopportune, sono cose gravi, perché soprattutto in un clima oggi mondiale di guerra, dove tutti ci auguriamo, perché tutti ci auguriamo la pace, indipendentemente da come uno la possa pensare sulla questione anche a Gaza, nessuno ha piacere di vedere le immagini di bambini e di anziani che muoiono di fame, che muoiono sotto le bombe. Tutti ci auspichiamo che si arrivi a una soluzione, a una mediazione. Sicuramente questi atti, anche la questione della flottiglia, che con la scusa di andare a portare gli aiuti umanitari sta comunque sta cercando di esasperare gli animi in un momento in cui tutto il mondo sta cercando di trovare un accordo, non è certo andando con il pretesto degli aiuti umanitari andare a cercare di rompere questo blocco israeliano. È una provocazione che non fa bene sicuramente alla politica internazionale. Allora, la sinistra non ha nemmeno condannato i propalla di sinistra che hanno occupato l'Università di Genova, poi lì ci sono delle denunce giuste da parte del rettore, e che hanno poi appeso e raffigurato dei cartelli raffigurando appunto il ministro Anna Maria Bernini e il rettore Federico Delfino nel mirino come dei bersagli. Ecco, mi sembra un po' anche lì una cosa grave, perché qua anziché smorzare i toni si stanno esasperando, si stanno alimentando. C'è un rischio di una in un clima di odio globale, queste persone vanno a alimentare l'odio. E adesso anche gli scioperi, venerdì il CGIL ha annunciato questo sciopero, adesso vedremo cosa succederà, perché Salvini sta valutando anche di precettare questo sciopero. Tutti hanno diritto di scioperare per dei motivi validi, per la pace, scioperare, che poi come sappiamo questi scioperi si intrufolano sempre persone che vanno lì soltanto per fare dei casini, per fare dei danni, creando disagio a tutta la popolazione, alle persone che devono andare a lavorare, alle persone che devono andare a fare una visita banalmente, che quindi si troveranno le strade bloccate. Non è così che si arriverà a un accordo per far cessare le guerre. Ecco, senti Sara, abbiamo ancora un paio di minuti con te. Volevo cambiare. Aggiungo che stasera a Pietra Ligure, davanti all'ospedale Santa Corona, ci sarà un flash mob pro-Palestina. Anziché protestare per qualcosa di serio come può essere il nostro ospedale, si riuniranno davanti all'ospedale Santa Corona per manifestare pro-flottiglia contro Israele, pro-Palestina. Proprio ecco, a proposito proprio dell'ospedale, un minuto volevo parlare con te anche cambiando pagina del territorio, e quindi questa apertura H24 dell'ospedale di Albenga si teneva un indebolimento del San Paolo di Savona e appunto del Santa Corona di Pietra Ligure, però la regione si è data da fare e ha messo in campo, sta realizzando un bando per assumere nuovi medici, giusto?
Giusto, ha annunciato questo bando, speriamo che partecipino dei medici, perché purtroppo la carenza di medici, lo continuiamo a ripetere, è un problema serio, è un problema nazionale, non è un problema soltanto della Liguria, anche perché è impensabile che si vadano a depotenziare dei pronto soccorso di un DEA di primo livello che è il San Paolo o di un DEA di secondo livello che è il Santa Corona, per un PPI. Bisogna trovare dei medici che tengano aperto il PPI, è sacrosanto che il PPI di Albenga lavori H24 perché ha un territorio molto vasto, quindi si può benissimo occupare dei codici meno gravi, però è impensabile andare a depotenziare degli ospedali dove arrivano invece i casi più gravi, gli infarti, gli ictus, e quindi speriamo che questo bando, che questo concorso ci porti nuova forza lavoro, anche perché adesso magari è finita l'estate, è un periodo un po' più tranquillo, però poi andremo verso di nuovo delle altre feste, perché poi meno male che in Liguria non è soltanto l'estate, ma tutto l'anno, e pensiamo poi a dicembre, a Natale, a Capodanno, arriveranno tutti i turisti e quindi questi turisti ovviamente se hanno bisogno si dovranno riversare sui nostri ospedali e quindi non possiamo pensare che anche i medici e gli infermieri siano oberati di la nostra lavoro. popolazione raddoppia. Ricordiamo allora Esatto. H24 il punto di primo intervento di Albenga riaperto, nuovo bando in realizzazione, dovrebbe uscire entro fine ottobre da parte di Regione Liguria. Quindi ti ringraziamo, ti auguriamo una buona giornata e un buon lavoro. Ciao Sara. Grazie, buona giornata a tutti, ciao Fabrizio. Passiamo quindi al nostro secondo ospite della mattinata. Mi scuso con lui se gli ho rubato un po' di tempo, con Sara Foscolo, e quindi andiamo sempre sul territorio con un sindaco di un piccolo comune, grandissimo comune, che è Avegno, proprio alle spalle di Recco. Passiamo alla riviera genovese di Levante, il nostro carissimo e grandissimo sindaco Franco Canevello. Sentiamo se c'è Franco in linea. Fabrizio, Ciao Franco, ci sei? Fabrizio non c'è Franco perché non siamo riusciti a contattarlo a quel numero che ci ha indicato. No, non risponde al numero telefonico. Va bene, allora in sostanza la notizia la do io. Sostanzialmente il comune di Avegno, proprio l'altro ieri sera, non ha approvato una mozione propale. Io ho sentito Franco Canevello un attimino per metterci d'accordo sugli orari e sui numeri di telefono che purtroppo non stanno funzionando per la diretta, e mi ha spiegato che comuni così piccoli si devono occupare del territorio e se ne occupano a gran fatica. Queste le sue parole, ed è per questo che è stata un po' scartata la mozione Propal presentata da alcuni consiglieri comunali di Avegno che fanno capo all'area di sinistra. Bene, quindi io direi che al momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Graffione. Avete ascoltato